Questa ragazza mi chiama dicendomi che nell'attesa del taxi una banda, adesso è di nazionalità appunto ancora da approfondire, si è avventata su di lei e sull'amico con cui lei era insieme dopo la festa al Pride Village. I protagonisti di questa storia sono due amici, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 anni, avvicinati e aggrediti all'uscita dal Pride Village la notte tra venerdì e sabato da un gruppo di violenti. La giovane ha raccontato quanto le è accaduto alla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Cappellini dopo aver ovviamente denunciato tutto ai carabinieri. Un'aggressione di stampo omofobo per la tipologia di insulti rivolti ai due ragazzi. Inizialmente sì, è nata così, appunto hanno sentito degli epiteti poco felici e delle critiche probabilmente per l'aspetto fisico del ragazzo, e poi invece si è sviluppata in una vera e propria rissa per futili motivi, visto che anche la ragazza si è sentita di difendere il suo amico, ma ahimè anche lei è finita in pronto soccorso. Il ragazzo ha ricevuto pugni sul mento e al volto, l'amica intervenuta per difenderlo è stata a sua volta colpita con schiaffi e graffi. Fortunatamente altri passanti sono intervenuti e il gruppo di violenti si è allontanato. Anche questa volta gli aggressori però sarebbero giovanissimi. L'ennesimo caso e evidentemente c'è qualcosa che non va, è chiaro, oggettivo, e i giovani, ripeto, mi segnalano questi casi perché anche loro esasperati, delle persone per bene non dovrebbero porsi neanche il minimo problema, pensiero che nella propria città, dove anzi una città universitaria che tutti ovviamente promuovono come una città accogliente, vivibile e voglio dire dinamica, soprattutto dovrebbe essere giovane, in realtà trasmette solo grande paura e insicurezza. Io cercherò ovviamente di essere utile e di contribuire per anche un marketing territoriale che possa invece andare a valorizzare quelli che sono i locali per i giovani, perché io dico sì al ballo, al divertimento, no allo sballo e alla violenza.